Ieri sera ho sentito il telegiornale. Ascoltate bene cosa è successo. Ieri sera ho sentito il telegiornale come tanti altri. E per il Salva Italia hanno deciso di aprire alcuni cantieri che produrrebbero nuovi posti di lavoro. Ascoltate bene. Sembra che i cantieri da riaprire siano quelli relativi alla Palermo-Catania e alla Napoli-Messina. Non ho sentito aprire il cantiere della Maerne Mira, che mi permetterebbe di arrivare prima qui da noi. Perché sempre tutto al sud e mai niente qui da noi, Giovanni? Tu che stai combattendo per il Veneto? Ma allora, intanto ti ho fatto un errore perché non è 5 anni che mi lavoro per il Veneto, ma è 50 anni. 50 anni che mi voglio il Veneto libero. Zero cosa che già mi parlavo del Veneto libero. E fuori in maniera amichevole, e fuori i terroni, perché a quel tempo si diceva, si parlava dei terroni, adesso comunque siamo tutti integrati, siamo fuori gli immigrati. Quindi 50 anni e non 5. Mi ho sentito tante robe che avete detto, quindi inutile che ripeta. Lo Stato sta fallendo, entro il prossimo anno e mezzo, 2 massimo, noi altri avremo uno Stato a zero caput. E quindi bisogna che noi altri, oltre alle chiacchiere, oltre a essere qua, che mi fa piacere, vi saluto tutti, e l'importante è che ci ritroviamo, però arriva il momento in cui non basta più parlare, non basta più aderire a un'associazione, bisogna essere pronti a fare anche qualcosa in più. Bisogna, perché dovremmo pensare al futuro nostro, di chi che ha la mia età, ancora per poco, ma dei nostri figli e dei nostri nipoti. E qua non si rappresenta un bel futuro purtroppo, perché siamo di mangiarsi che poche di risorse che ancora abbiamo. Per quanto riguarda i lavori che sono fatti al sud, ma qua è al sud. Intanto non bisogna che per fare i lavori al sud, tanto per cominciare. O comunque si sa che lo Stato che ha sempre fatto interessi del sud e non del nord, da noi altri ciuccia e dei spreme. Questo vuol dire essere indipendenti, vuol dire risorse che rimangono qua e che si gestiremo noi altri. Ricordate che l'appello che faccio a me è essere pronti anche a qualcosa in più. È importante perché vedere che robe stanno scadendo settimana per settimana, che abbiamo quel buffone che ogni giorno parla che sistemerà tutto, che è robe che devono andare bene, che siamo i migliori in Europa. Sì, io so che siamo i migliori in Europa, negli altri eventi. Il problema è che abbiamo la palla e il piede del sud. In quanto riguarda Salvini, prima qualcuno che parlava di Salvini, Salvini dice anche delle robe giuste, perché troppa immigrazione è una roba che non va bene. Sbaglia con l'euro. L'errore, il nostro dramma non è l'euro, perché se domani mattina che avessimo la lira non cambierebbe niente, sempre il 70% delle tasse paghiamo, che paghiamo in lira, che paghiamo in euro, cosa c'è che cambia? Bisogna che cambiamo l'organizzazione di questo Stato, uno Stato che ne ha altri, nel stretto, che non ne va più bene e che vogliamo assolutamente cambiarlo. L'Italia, devo guardare una cartina geografica del 1859-1860, cioè prima che facesse l'unità d'Italia, che c'era 7 stati in Italia, 7. E per l'unità d'Italia, noi altri, oggi siamo ancora come che volta, come che fossero 7 stati, dopo bisogna cercare di mettere tutti insieme. Ma invece in pratica l'Italia è rimasta come nel 1860, 7 stati, ognuno che tira il carro per conto suo, salvo il Veneto che lo va sfruttata subito e ancora in sfrutta. Allora, grazie qua della vostra partecipazione, però l'appello che vi faccio è questo, mi raccomando, pronti a fare anche qualcosa in più, per nostra necessità e per necessità delle nostre famiglie. Grazie a tutti.